questo libro, che ci apre un po' un capitolo importante della nostra storia, non sempre tanto conosciuta, della storia di 4 ragazzi sardi. Io vi ringrazio ancora e passo la parola. Straordinarie le testimonianze, una grande ricerca storica, ma anche per l'occasione che abbiamo di poter parlare, di poterci confrontare, di poter approfondire probabilmente uno dei tanti piccoli, grandi aspetti non studiati e non abbastanza approfonditi della nostra storia, tutto sommato nazionale abbastanza recente, con una vicenda che è caratterizzata anche, un pezzo di storia caratterizzata anche da aspetti emblematici, qualche volta direi addirittura inquietanti. Sono state battaglie di civiltà e oggi assistiamo alla grande tragedia della Siria, assistiamo alla grande tragedia dell'Ucraina, dell'Egitto, la Libia, cioè c'è un mondo in rivolta. Cosa vuol dire questo? Che la gente cerca libertà, cerca dignità. Questo libro riesce a ritrovare il valore di certi ragazzi di 20 anni o poco più che hanno creduto nella resistenza. La resistenza che cos'è? È la ricerca della libertà.